23 novembre 1990, queste le immagini recuperate dal nostro archivio del primo trapianto di fegato eseguito a Padova. Il 27 ottobre 1997 sarà poi eseguito il primo trapianto pediatrico di fegato da donatore vivente. Nella sala operatoria dell'ospedale della Città del Santo a guidare l'equipe Davide D'Amico, pioniere assoluto nel campo dei trapianti di fegato e maestro per generazioni di chirurghi. Il professore, originario della provincia di Messina, si è spento a Padova ieri all'età di 89 anni. Direttore del Dipartimento Integrato di Chirurgia Generale e Trapianti d'organo dell'Università, oltre 500 i trapianti al suo attivo. D'Amico era in pensione dal 2009, ma continuava a ricoprire, tra gli altri, la presidenza onoraria della Società Triveneta di Chirurgia. Nel 2010, così ai nostri microfoni D'Amico ricordava il primo trapianto di fegato eseguito a Padova. La prima paziente era una donna, le si chiamava Lidia Filice, veniva da Catanzaro, era una donna con una cirrosi biliare primitiva ed è stata una donna che era consapevole del fatto che il nostro centro per la prima volta affrontava questa esperienza. Lascia la moglie e i due figli, ma lascia soprattutto un grande vuoto in chi ha guardato a lui come guida e maestro. Al dolore si è unita tutta la comunità scientifica e accademica, in primis la rettrice del Bo Daniela Mappelli. Cordoglio è stato espresso anche dal presidente del Veneto Alberto Stefani. Perdo un padre professionale ed un maestro con il quale ho vissuto 37 anni di impegno, di difficoltà, di successi e di grande passione per la cura degli ammalati. Così Umberto Cillo, erede di D'Amico, che ricorda il cammino fatto dalla scuola padovana in questi anni grazie al suo instancabile lavoro di ricerca. E sul terreno fertile seminato dal professor D'Amico poi tante iniziative hanno permesso alla sua scuola, alla nostra scuola, di crescere ulteriormente. Alcune le ricorderete: il primo trapianto ausiliario d'Italia, il primo trapianto dual, due donatori con due frammenti a trapiantare un singolo paziente, il primo trapianto rapido d'Italia, quello eseguito cioè con un piccolo frammento poi sottoposto a rigenerazione, e poi ancora il trapianto robotico con tecnica di machine perfusion e l'autotrapianto sotto machine perfusion e tante altre cose. Grazie maestro.